cose. Allora, siamo in compagnia di Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale. Grazie consigliera per essere venuta, per essere tornata nei nostri studi. Allora, abbiamo una pagina del Piccolo che noi abbiamo trattato per quanto riguarda un servizio, ma sulla quale ci ha chiesto di soffermarci un pochettino. Vi ricordo 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica. Abbiamo già una mail, ma ha un argomento particolare, la leggerò dopo, perché può essere letta sia per lei che per l'ospite successivo, che è Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Allora, dirigenti con paghe stellari, scontro adesso Trieste a Cegas. Partiamo da qua. Va bene, per me va bene. Allora, quella pagina è una pagina interessante perché parla di 3 argomenti di Trieste molto, secondo me, al centro di alcune problematiche per i triestini, perché parla dell'acqua, il diritto dell'acqua, che sappiamo che è un bene assolutamente primario, il servizio degli asili nido, quindi tutta l'organizzazione familiare e la tutela dei minori e il diritto dei genitori anche di lavorare, e dell'organizzazione familiare diciamo con stress ridotti. E poi c'è la questione del diritto alla casa. Quindi è una pagina molto, diciamo, molto importante per Trieste. Il primo tema, quello dell'acqua, il gruppo consigliare di Adesso di Trieste solleva una questione, a Cegas risponde rispetto a le critiche poste dai colleghi rispetto alle paghe dei dirigenti e i costi dell'acqua. Risponde dicendo che non è vero che ci siano questi dati. Allora, insomma, chiaramente prima di tutto è una questione di trasparenza e va affrontata. Però io vorrei ricordare che sono 15 anni che è passato il referendum sull'acqua, e che un referendum in cui tutti noi cittadini abbiamo dato la nostra indicazione di avere un servizio dell'acqua che sia pubblico. Perché? Perché l'acqua, sappiamo bene tutti, che è l'unica cosa che proprio non può mancare. Non può mancare, diciamo, ancora prima del cibo. Cioè è una situazione particolarmente gravosa. E allora io vado a prendere quelli che sono, proprio questa mattina sono andata a prendere quelli che sono i dati rispetto ai costi di Trieste, i costi dell'acqua. Allora, Trieste rispetto a Udine ha dei costi che sono del 73% maggiori. Trieste verso Pordenone 56%, Trieste verso Gorizia 37%. Ora, se facciamo un confronto con la media nazionale, anche in questo caso Trieste è sopra la media nazionale del 23%. E questa è una cosa molto importante da ricordare, perché vuol dire che una famiglia normalmente all'anno paga i 600-700 euro di media, mentre un'altra ne paga 300. Sapete bene voi che specialmente in questo periodo fa la differenza. Sì. Ma non è solo una questione di soldi, questo è un momento molto particolare, perché intanto andrebbe spiegato meglio perché le tariffe sono molto più alte. A Cegas mi ricordo che a suo tempo aveva dichiarato che portare l'acqua a Trieste in alcune zone è molto più oneroso. Però, come dire, a parte la questione che l'acqua è più cara, dobbiamo comunque
ricordare che nel 2027 scadrà la concessione di Accent sì. e abbiamo un anno giusto di tempo per decidere cosa vogliamo fare del servizio, se vogliamo per esempio andare verso la direzione di riacquisire quote per avere il controllo, oppure addirittura di dire vabbè, è stato un momento in cui sono state vendute le quote delle azioni ERA ed è stato un momento particolare, adesso vogliamo riacquisire il servizio. E invece non se ne sta parlando e questo secondo noi è assolutamente un tema da porre all'attenzione pubblica. Perché mi scusi se l'ho interrotto, sarà entro giugno dobbiamo decidere cosa fare, perché se dobbiamo cambiare modo senza avere, come dire, senza continuare con la concessione che scade nel entro 2027. Questo giugno? Sì. Ok. Volevo chiedere questo in realtà. Sì. Si parla molto spesso, ripeto, in redazione, a cena, eccetera, si cerca di intravedere quali potrebbero essere i nodi della prossima campagna elettorale, gli argomenti al centro della prossima campagna elettorale. Ci sono degli argomenti macro, come per esempio secondo me quei 3 argomenti sulla pagina su questa pagina sono temi da campagna non solo da campagna elettorale, sono temi sentiti. Ecco, intendevo proprio questo, nel senso che ci sono degli argomenti macro tutto sommato sotto gli occhi di tutti. Uno su tutti è assolutamente traffico e parcheggi, perché credo che oggettivamente bisogna mettere mano al sistema. Ci sono anche altri argomenti che possono non essere così evidenti a livello proprio di discussione, perché magari, tornando proprio alla pagina a cui facciamo riferimento, se una persona per esempio non ha figli, non riesce a comprendere la portata del problema dei nidi o dei centri estivi o di questo problema qua. La questione acqua è una di quelle questioni che, forse un gioco di parole, emerge in questo caso. Cioè, voglio dire, si avvicina una campagna elettorale che dovrà di giocoforza tener conto proprio di tanti argomenti, non tutti, come posso dire, padroneggiati da tutta la popolazione, quindi sarà una campagna elettorale da questo punto di vista molto affascinante per certi aspetti, complessa per altri, perché appunto ci sono parecchi argomenti da tenere in considerazione. Allora, secondo me il tema principale, e che poi è il tema che racchiude tutto, è ripensare proprio all'amministrazione della città. Allora, lei ha parlato di traffico, ma andiamo a capire la questione del traffico o dei parcheggi a cosa è dovuto. I triestini di fatto sono in numero sempre minore, quindi non è dovuto ai triestini. Mm-hmm. Il traffico è dovuto al fatto che il turismo attualmente, che lo ripeto in tutte le occasioni, non sono contro il turismo, ben venga il turismo, ma un turismo gestito. Sì. Non lo dico io, lo ha detto anche la Federalberghi in più occasioni, un turismo non gestito sarà un danno per la città, doppiamente, da una parte perché colpisce i triestini, dall'altra si autocolpisce, diciamo, perché poi, come dire, il turista arriva una volta, trova che non passa il tempo davanti al Teatro Romano a cercare un parcheggio, si trova una città che non offre con chiarezza quali che sono i servizi, l'organizzazione e così via. È chiaro che poi comunica al rientro, sì, bella Trieste, però
no? Ho capito. E questo, ripeto, non lo sto dicendo io o il Movimento 5 Stelle, è una preoccupazione che io raccolgo proprio dagli operatori del servizio. Sono andata proprio a un interessante tavola rotonda all'università proprio sul turismo sostenibile proprio l'altra settimana e nuovamente è riemerso questo problema. Tant'è che uno degli operatori ha detto non bisogna far arrivare le macchine in città perché se no devi creare dei parcheggi e non ha comunque senso perché comunque invadi la città comunque con tante macchine. Perché non potenziare per esempio al terminal dell'aeroporto dei parcheggi e fornire delle navette molto come dire, ben organizzate. Allora la questione, vedete, della campagna elettorale sarà proprio su questo, non sul tema specifico, non necessariamente sull'acqua, sì. Non necessariamente sull'organizzazione degli asili, non necessariamente sulla, diciamocelo, carenza della casa. Sarà sul far capire che questa città vive di un momento comunque, cioè Trieste è bella, ha un sacco di potenzialità e il turismo lo dimostra, ma sta soffrendo e tantissimo rispetto a una carenza gestionale proprio. Se ho capito bene anche organizzativa, divisione. Sì. Cioè io sto predisponendo il fatto che c'è un aumento di turismo e gli operatori stanno dicendo che il turismo continua ad aumentare. Non mi devo preoccupare semplicemente di far arrivare più soldi nelle casse, ma devo preoccuparmi come gestire questo turismo, come gestire il fatto che i triestini a causa del turismo non trovano più casa, signori, non trovano più casa. Voi che state a casa vostra e non avete questo problema, sono contenta per voi, ma ci sono giovani, famiglie, giovani che se ne vanno. Questo discorso non mi suona nuovo, perché io ricordo benissimo quando ero a Napoli in vacanza prima della pandemia, Napoli stava subendo diciamo così, una trasformazione in città turistica, Napoli che è splendida da questo punto di vista. Adesso è, secondo me, dopo Roma, Firenze e Venezia, forse la città italiana dove ci sono più turisti, e qui veniva pian piano fuori questo problema, no? Che riguarda gli affitti delle case, che riguarda anche gli affitti dei locali commerciali, perché molti, diciamo così, approfittavano. Quindi è un problema che non è da poco. Anche i costi e anche i costi della vita quotidiana. Poi, no? Allora, abbiamo una telefonata in linea, poi dopo riprendiamo eventualmente la questione, perché c'è un'altra cosa che va bene sia per lei che per Medau. Buongiorno. Buongiorno Bosassi, lei è la Richetti. Buongiorno. Richetti. Sono Dino dei Noi Pensionati. Allora, intanto volevo dire che oggi le firme le raccogliamo presso il Famila di Valmaura. Okay. Ecco, se qualcuno ha intenzione sarebbe bene. Poi volevo intervenire un attimo sul discorso appunto della città. È giusto, il turismo va bene, tutto si può fare una grande cosa, una grande industria, sappiamo anche per il nostro paese, tutto l'Italia purtroppo vengano i turisti. Però io direi che questa città ha bisogno anche di un supporto industriale, che non abbiamo più un supporto nel campo, diciamo, anche scientifico, di laboratori di ricerca, perché le ultime cose fatte bene, tipo il sincrotrone, l'area di ricerca, sono ormai già passati 30-40 anni. E non abbiamo più questo sviluppo internazionale di scienziati che venivano da tutto il mondo, cioè per fortuna vengono ancora adesso, vengono preso da SISA, però i nostri giovani vanno via perché non hanno un futuro. Noi non abbiamo le grandi società che avevamo una volta, tipo la RAS, che era le assicurazioni, lo Adriatico è diventato Allianz, le stesse generali che hanno spostato il centro elettronico a Museo Mortegliano e la direzione a Milano, cioè dove hanno preso la direzione sono poche centinaia di persone che lavoravano, una volta erano quasi 1000, cioè si sta svuotando l'intelligenza, diciamo così, umana, proprio quando si vengono, che si laureano, prendono la laurea
e hanno anche un diploma non hanno più un futuro in questa città, soltanto sono solo i privati quelli che fanno le grandi assunzioni, tipo la Summer, Parisi, ma gli altri, gli enti pubblici come la ricerca, la scuola, Sinfrontone, Area, non esiste più, sono numeri chiusi. E allora i nostri giovani cosa fanno? Rimangono, si prendono e vanno via, basta vedere, in 25 anni abbiamo perso 30.000 persone a Trieste, eravamo 227.000 nel 2005, siamo 198.000 adesso, cioè la città si sta dotando di quelle persone giovani e rimangono solo gli anziani, e questo è un problema, perché il più anziano va seguito, parlando con anche il vescovo Trevisi, mi ha detto è una cosa incredibile, io avevo delle case di riposo qua che non esisterebbero in nessuna parte del mondo, è come il terzo mondo, e costano, e la gente diventa sempre più povera, la Caritas è sempre più indaffarata a correre in bisogno delle persone anziane, e questa è una cosa di fatto, perciò bisogna creare qualcosa di nuovo in modo che le persone abbiano un reddito e una permanenza in questa città. Grazie, buongiorno. Grazie, vi credo siate un po' più brevi, perché così riusciamo anche ad organizzare meglio le risposte. Prego, consigliere. Allora, assolutamente condivisibile l'intervento, nel senso che è vero, Trieste non ha solo bisogno di turismo, e il fatto che sia stato orientato soprattutto in quella direzione la rende fragile se le condizioni dovessero cambiare, anche semplicemente perché magari Venezia decide nuovamente di richiamare i turisti presso sé, per esempio, no? O per esempio per qualche motivo per cui ci dovrebbe essere una limitazione dei trasferimenti, degli spostamenti delle persone. Tanti possono essere i motivi, anche per esempio adesso con l'idea che ci possa essere un utilizzo più parsimonioso dei carburanti, sappiamo dovuto a quella che sono le crisi internazionali. Quindi rendere Trieste legata strettamente e solo al turismo la rende fragile. E questo è un qualcosa che abbiamo sempre denunciato e che richiamiamo. C'è la necessità di sviluppare dove possibile, anche di fornire le occasioni dove possibile alle start-up e perché si insedino. E noi avremmo auspicato, per esempio, che Portovecchio andasse in quella direzione. Ora invece, come avete sentito più volte il nostro sindaco, anche Portovecchio vuole diventare una Porto Piccolo che cresce, cioè una realtà turistica vuota nella maggior parte degli anni. Questo è quello che degli anni, dei mesi. Questo è quello che ci preoccupa, perché diciamo che il tipo di project che è stato consegnato va in quella direzione. Adesso si aprirà a breve verrà dato il bando e quindi verranno consolidate quelle che sono state le indicazioni del comune. Però è anche vero che i giovani se ne vanno, è verissimo. Ha toccato un tema che io sento forte perché lavorando in università lo vedo. Come dire, si laureano, magari fanno anche il PhD qui e poi se ne vanno all'estero. Allora, credo che questa cosa sia già venuta fuori, però la rileggo perché è abbastanza interessante e come dire, ci riporta ad una questione che abbiamo sollevato prima. Dunque, non si potrebbe avere una linea bus diretta che vada dalle rive fino a Miramare per facilitare la mobilità di residenti e turisti. In alternativa si potrebbe deviare la linea estiva 36 e farla partire da Largo Irneri invece che in via Giulia, dove già circola la numero 6. Allora, sulla mobilità secondo me va fatto un ragionamento che deve essere pensato bene. È assolutamente una linea veloce che collega il centro verso Miramare o una navetta che collega il centro verso Miramare è assolutamente auspicabile.
perché se no si continua cioè il vero nodo del traffico è quello estivo, e quello più che dall'accesso a nord è quello dell'accesso da Trieste verso Barcola e viceversa. Sappiamo bene che si passa in alcune zone da 2 corsie a una e lì ci sono tutti i rallentamenti. Fino adesso di fatto non sono state trovate delle soluzioni e diciamocelo, nemmeno la cabinovia andava nella direzione di trovare delle soluzioni in tal senso, no? Perché comunque sì, sì. Non trovava nemmeno questo tipo di soluzione, visto che comunque era il collegamento è pensata come un collegamento tra Opicina e il centro. E quindi sì, troviamo una soluzione. Io resto dell'idea che dovrebbe essere messa veramente una linea veloce che faccia proprio, magari automatica, come esiste in alcuni aeroporti, per esempio, no? Allora, che fa una direzione e poi l'altra. Allora, sto guardando, no, c'è una telefonata in linea. Prego. Poi dopo eventualmente leggo una mail che si inserisce in questo discorso. Buongiorno. Dottor Bosatti, buongiorno. Buongiorno. A lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Ok, Buongiorno, arriviamo subito all'allegato ottavo o lo... No, possiamo andare all'allegato. Chieda, ecco, basta che vada a vedere da dove arriva l'allegato ottavo, dottor Bosatti. Ok. Ma tutti quanti fanno finta che non ci sia il trattato di pace. Il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana. Tirate fuori, visto che bisogna trovare sistemi per sviluppare l'economia, perché quei 4 turisti che vengono nel periodo estivo non è che basta, di fatti vedere la città come è ridotta, siamo una città di vecchi. Qua tutti quanti non vogliono tirare fuori il trattato di pace. Ok, grazie. Io non riesco a capire, i politici vanno là per fare qualcosa per la gente e non fanno niente. Okay. Abbiamo delle peculiarità uniche al mondo e tutti silenti. Grazie, buona giornata. Avevo già risposto proprio Sì. l'ultima trasmissione, quindi non vado a riprendere basta recuperare l'ultima trasmissione e andare a vedere la risposta. Allora, chiede questa telespettatrice, strisce pedonali all'altezza del bivio di Barcola, desumo. Sì. Auspicherebbero delle... Beh, lì al bivio, allora, a parte che non sono un'esperta di mobilità, di architettura della mobilità, però mi viene da pensare che lì sarebbe opportuno una rotonda, perché comunque c'è un problema Sì, strisce pedonali credo che sarebbe di una pericolosità notevole. Lì assolutamente è delicato, tanto è vero che le hanno messe un po' più sopra, dove c'è un'isola pedonale che io trovo a dispetto che a tanti non piacciono, tipicamente gli autisti, ma i pedoni, le isole pedonali le amano perché è un posto di diciamo maggior sicurezza, e anche, come abbiamo visto al cavalcavia di Barcola, non sempre sono sufficienti per tutelare la vita delle persone, no? Allora facciamo così, la risposta... No, c'è una telefonata in linea, sentiamo la telefonata e poi andiamo in pubblicità, perché siamo arrivati all'ora della pubblicità. Buongiorno. Buona giornata ad entrambi. Buongiorno. Una domanda all'ospite, sperando che mi risponda, se lo sa. Un mese fa, nel marzo del 26, è stato fatto un accordo transfrontaliero tra Italia e Slovenia che prevede la possibilità di attivare quello che si chiama in termini tecnici uno scambio in entrambe le direzioni, bidirezionale dicono loro, di acqua potabile per fronteggiare tutte le emergenze di siccità
incendi e guasti nell'area di confine. Sicuramente è un accordo lodevole, però a me viene un sospetto. Il sospetto è il seguente: Trieste, cioè l'Italia, in questo senso nella nostra zona, non ha nessun problema di emergenza e siccità, in quanto noi abbiamo tre fonti, 2 fonti usate e una usabile, che sono le fonti dell'Oltrisonzo, da cui tiriamo fuori quantità enormi di acqua buonissima. C'è il Sardos, che è una fonte perenne, e poi in caso di emergenza ci potrebbe sempre essere il ramo terzo del Timavo, che è inesauribile. Quindi noi non abbiamo e non avremo mai, a meno che non venga un'altra era geologica, problemi di emergenza di siccità. La siccità invece riguarda e può riguardare il Carso sloveno, la Slovenia in genere, l'Istria slovena e l'Istria croata, la quale spesso va in crisi durante l'estate anche per le somministrazioni turistiche. E quindi io vorrei sapere che questo accordo su che base è stato fatto, perché si parla di fronteggiare emergenza di società di entrambi, mentre l'emergenza siccità può essere solo per la Slovenia e per la Croazia. Grazie e buona giornata. La risposta dopo la pubblicità. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata in linea, però dobbiamo una risposta al Finisco telespettatore. rapidamente. Allora, l'accordo transfrontaliero è stato un accordo molto, molto importante. Io non semplificherei, noi l'acqua ce l'abbiamo, loro no, perché diciamocelo, è vero che nell'ultimo periodo ci sono state delle criticità, soprattutto a livello costiero, appunto relative all'Istria, come ha ben citato il telespettatore. Però la situazione di necessità d'acqua, specialmente sul Carso, la sentiamo tutti, anche noi. E questo accordo parla di criticità, e quindi se andiamo a pensare quella che è stata, per esempio, la situazione dell'incendio. Quelli dei 2 o 3 anni, 4 anni fa ormai. Sì, 4 anni fa, che è stato drammatico, e grazie alla cooperazione anche transfrontaliera si è intervenuti rapidamente e con squadre anche slovene, che ringraziamo ancora per il loro supporto e anche per l'acqua che poi peraltro hanno conferito in quella situazione. Quindi diciamo una cosa brevemente: il cambiamento climatico comunque interesserà tutti, e cominciare a organizzarsi anche in tal senso è di beneficio per entrambe le Poi probabilmente realtà. anche l'accordo fa parte di tutti quegli accordi che vengono sottoscritti di cooperazione transfrontaliera. Infatti, anche per quanto riguarda il pronto soccorso, sanità, eccetera. Per una questione organizzativa. E abbiamo visto in altre circostanze, per quello ho citato l'incendio, che sono molto efficaci e molto utili per entrambi i paesi. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sono Luigi. Buongiorno. Non so, la consigliera Richetti, insomma, ha parlato di questi dirigenti che prendono stipendi stellari, no? Ecco, ma lei sa quanto prende un deputato alla Camera e al Senato? No? Partiamo da un minimo di 10.000 euro al mese fino ai 15.000 e ancora più su. Quindi non prendiamoci in giro, no? Ecco. C'era stato un Di Maio dei 5 Stelle che aveva tentato di adeguare le pensioni d'oro, no? Ecco, questi deputati vanno alla Camera e al Senato, si fanno il loro lavoro, ma sono strappagati, capisce? Allora partiamo di là di adeguare i stipendi ai deputati, no? Perché hanno un stipendio base di 5.000 euro e poi si lamentano che non possono andare avanti con 5.000 euro. C'era stato un deputato no perché era
Partito Democratico, che era andata alla Camera e sventolava la sua busta paga di 4.800 euro di stipendio base, che poi prendeva anche oltre i 10.000 anche lui, no? Ecco, e si lamentano. Io che sono un operaio che devo lavorare 42 anni e 10 mesi per prendere una pensione di 1.700-1.800 euro al mese di pensione, no? Avendo lavorato quasi 43 anni. Ecco, allora non prendiamoci in giro, incominciamo dall'apice della politica, che si stanno arricchendo, no? Ecco, e noi facciamo la fame. Salve. Ok. Approfitto, c'è una mail che dice: quali iniziative pensa di mettere in campo il Movimento 5 Stelle, non il Movimento 5 Stelle di Trieste, perché insomma, per aumentare i salari e per mandare prima in pensione i lavoratori? Mettiamo insieme le due cose. Caspita. Allora, io non so a cosa si è in qualche maniera collegato il telespettatore con la sua telefonata, perché io ho parlato della necessità di andare a capire come avere un servizio idrico con costi ragionevoli, con costi nella media nazionale, e soprattutto riportare in seno dove è possibile il controllo del servizio idrico in modo che diventi un servizio pubblico, come richiesto dai referendum, dai cittadini attraverso il referendum. Ora, l'articolo, è vero, parlava degli stipendi stellari della Trieste Trasporti. Sì. Io, siccome della Cegas, siccome quella parte lì non l'ho approfondita, onestamente non sarei mai andata a fare un commento. Infatti la mia affermazione era stata: facciamone una questione di trasparenza, ma non è il punto non è quanto prende un dirigente, il punto è quanto costa al cittadino quel servizio, e chiaramente attraverso un'impresa ci deve essere dell'utile, mentre attraverso il pubblico quell'utile ovviamente andrebbe ripartito fra la cittadinanza. Sui costi della politica, a me piace essere anche molto chiara. Il movimento si è sempre battuto sui costi della politica, ritenendo che soprattutto rispetto alla presenza che talvolta avevano i politici nell'ambito del Parlamento, nell'ambito delle varie istituzioni, questi costi non fossero legittimi. Io però vorrei fare un passaggio in più. Vedete, è vero, la questione è che ci sono delle ingiustizie sociali che sono reali, Il signore ha parlato che la sua pensione è di 1.700 euro al mese e che è una pensione da fame. Signore, mi dispiace dirlo, ma sa che è fortunato. Io lo so che adesso lei si sta arrabbiando. Purtroppo io le devo dire che l'Ater fa dei bandi per le case, e io vi posso anche fornire l'informazione che l'85% di chi fa domanda riceve la casa, ma signori, quell'85% prende 2.000 euro, 6.000 euro, ma non al mese, all'anno. Questa è la situazione a Trieste. Chi fa domanda per la casa ha un reddito di 2.000, 6.000 euro all'anno, signori. Quindi è giusto che lei si arrabbi, perché dobbiamo andare nella direzione di una maggiore equità, e su questo siamo d'accordo. Il Movimento 5 Stelle aveva portato il reddito di cittadinanza, e io adesso,
dopo tanti anni sento un sacco di sindacati, di patronati che mi stanno dicendo quello era un qualcosa estremamente utile per aiutare e per portare le famiglie che non avevano il lavoro ad avere almeno un reddito di base per poter, come dire, dare da mangiare ai propri figli, pagare le spese sanitarie ai propri figli. Allora, vedete, la questione non è tanto quanto spende, quando si spende in politica. Se io, come dire, è una questione di qualità della politica, è una questione di cosa spende attualmente questo governo in aumento delle spese militari? Diciamocelo, e quei soldi sapete dove sono stati tolti via? Dalla scuola e dalla sanità. Vi sta bene? Allora, qui torniamo sempre al discorso viabilità o comunque. Mi piacerebbe sentire l'opinione della consigliera Richetti riguardo la regolamentazione dell'accesso alla città con varchi attivi ZTL con telecamere e multe, come in molte città anche non grandi. Allora, ogni problema non può avere una soluzione calata così senza spiegare come, dove, per dire se va bene o non va bene. Allora, avere una città in cui ci sia una diminuzione del traffico nel centro cittadino, se sono favorevole, sì. Sarebbe un'occasione per avere maggiore salute e, come dire, maggiore vivibilità. Abbiamo visto che le zone che sono diventate pedonali a Trieste, diciamo più pedonali, sono assolutamente vissute e peraltro i negozianti che erano quelli che temevano di queste chiusure in realtà ne hanno un grande beneficio. Certo che bisogna capire come perché è chiaro che ci sono certe categorie che hanno la necessità di entrare in città con l'auto. Mi viene in mente tutti quegli operatori, i medici, i professionisti, gli artigiani, ma mi vengono anche in mente tutte le persone con ridotta mobilità e che fanno fatica a utilizzare il servizio pubblico perché hanno la necessità dell'auto, ma mi viene anche in mente tutte quelle famiglie che hanno un paio di bambini e muoversi con l'autobus diventa effettivamente complicato. Quindi sono favorevole a chiudere il centro per una maggiore vivibilità? Sì, ma sono favorevole a trovare soluzioni per tutte queste categorie. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno Bosacci, a lei, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Io volevo proporre questa riflessione, diciamo, virgolettato, presa dai paesi più avanzati, no? E riproporla qui a Trieste. Allora, l'assioma che mi spinge a fare questo discorso era una frase che mi diceva spesso mia nonna quando ero piccolo, e mi diceva questo: mai dar niente per scontato. E questo dove arriviamo? Arriviamo subito che qui a Trieste abbiamo parlato dell'uso dell'acqua carsica per incendi, eccetera, eccetera, no? C'è un però che l'unica fonte disponibile di acqua potabile a Trieste, che viene utilizzata sia per usi industriali, sia diciamo per motivi di antincendio, eccetera, eccetera, dipende da un'unica fonte di randazzo e dipende da un unico acquedotto. La logica che mi spinge a fare questa telefonata è che perché non utilizzare in alternativa per uso industriale o antincendio, eccetera, eccetera, l'acqua del depuratore che noi abbiamo a Servole. Abbiamo i comuni di Trieste speso diversi soldi per rendere un depuratore, diciamo, di acque all'avanguardia. Scarichiamo a mare un'acqua buonissima, non da bere perché ha un gusto pessimo, però
di ottima qualità per essere riutilizzata in campo industriale, e noi continuiamo a costruire tutti i sistemi antincendio eccetera eccetera industriali con acqua virgolettato buona, potabile. Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, era un'argomentazione, un tema che avevo già sentito e che ho trovato sempre molto interessante. Non ho ancora avuto modo di approfondirlo sufficientemente, per cui quando l'avevo sentito, e ringrazio il telespettatore per averlo ripresentato, lo avevo pensato come una soluzione intelligente da perseguire. Però io so sempre che prima di essere così molto perentori, sì, si può fare, è sempre opportuno avviare degli studi a riguardo, quindi sono assolutamente come dire, favorevole alla questione, anche perché ha ragione, dovremmo arrivare a ottimizzare meglio l'uso dell'acqua. Come anche l'uso dell'acqua nelle case. Noi sprechiamo tantissima acqua in sciacquoni quando quando si potrebbe utilizzare, come si fa in altri paesi, l'acqua dello scarico della lavatrice, per esempio per gli sciacquoni del WC, sì. E così via, insomma. Dovremmo arrivarci, quindi dovremmo anche fare uno studio nella direzione in cui lei ha detto. Allora, qui dice: mi risulta, scrive la signora Maria, che ci sono parecchie perdite d'acqua nel sistema di distribuzione corsi d'acqua deviati senza controllo, con allagamenti e rischio frane, vedere San Giovanni Roiano eccetera. Fanno bene i sinistri, virgolette, citazione del sindaco, a protestare. Coccolissima. Sì, ammetto che di solito quando sento la parola sinistri non mi piace, perché è un modo di far politica che non mi appartiene. Andiamo sui temi e non su appellare come dire, le persone sulla base delle idee che hanno. Allora, si tocca un altro tema. Noi abbiamo un sacco di perdite nella rete idrica, ma abbiamo fra l'altro anche delle preziosità. Noi abbiamo per esempio l'acquedotto teresiano nostro, sì, che anche quello veniva utilizzato una volta per alcune fontane. Adesso, a mio avviso, il primo passo che dovrebbe essere fatto sarebbe tutelare il suo percorso, in modo che magari si possa anche utilizzare l'acqua, ma soprattutto non ci siano allagamenti. Lei citava prima, citava Roiano e citava San Giovanni. Sì. San Giovanni ha avuto degli episodi di allagamento, sapete perché? Perché alcune ditte che hanno fatto dei lavori per fare il parcheggio limitrofo al cubone e per fare dei lavori nella parte alta dove ci sono delle case ATER, aveva inserito un tubo con il cemento e per fare le fondamenta, e aveva notato che più metteva il cemento, più questo cemento continuava a essere assorbito, e non capivano perché. Cos'era successo, signori? Era successo che con questa perforazione erano entrati nell'acquedotto teresiano, e quindi quello che hanno fatto è stato cementificare completamente un ramo dell'acquedotto. Cosa sarà successo poi? L'acqua passa sempre. Quindi quando ha trovato questo cemento, l'acqua lo ha scavalcato e è cominciato a entrare nelle case e nelle... grazie al gruppo della società speleologica, sì, che come volontari hanno cominciato con grande pazienza per tanti anni a scavare e a fare la manutenzione dell'acquedotto, abbiamo recuperato il fluire dell'acqua. Allora lì è da tutelare,
E dobbiamo anche parlare invece poi di allagamenti nel centro cittadino quando c'è il fenomeno dell'acqua alta. Anche lì dobbiamo tutelare, quindi sono tutte argomenti per la campagna elettorale. Allora. Cioè ripensare a una città vivibile, ripensare a una città fra 25 anni ci permette di evitare di avere i problemi ora. Allora io ringrazio la consigliera Richetti che oggi deve lasciarci con un certo anticipo rispetto alla scadenza, diciamo così, delle ospitate, perché ci sono delle questioni di lavoro, per cui la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi.